Amém. Pace a tutti. Pace a tutti. Amém. Siete lì, chiesa? Penso che deve accendere queste luci qua, ci sono solo 2 accese. Ok, amém? Potete alzarvi in piedi in questo momento? Siete felici per questo culto? Allora dai un abbraccio al tuo fratello, saluta il tuo fratello. Dice, hoje nós adoraremos a Dio insieme. Hoje nós adoraremos al Signore insieme. Dio c'è qualcosa di straordinario per la tua vita questa sera. Non è un culto normale, non è un culto comune, non è un culto abituale, perché noi, al nostro percorso, ci abituiamo con le cose. Ma oggi Dio ha qualcosa di straordinario per te. Tu puoi dire amém? 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 Alleluia. Preghiamo in questo momento? Preghi in questo momento, alza la tua voce, adora il Signore, comincia a dire a Lui quanto Lui è fedele nella tua vita, comincia a dichiarare quanto Lui è fedele nella tua vita, comincia a dichiarare che anche se quando noi sbagliamo, Dio continua ad essere fedele, Dio continua a aiutarci, Dio continua a direzionarci, Dio non ci lascia mai. Comincia a ringraziare per questo. Cominciamo questo culto con un cuore grato al Signore. Dimentichiamo ciò che è successo là fuori, dimentichiamo ciò che è successo questa settimana e direzioniamo il nostro pensiero a colui che merita in questa sera. Padre, nel nome di Gesù, Signore, io oro in questo momento, Signore. Io oro per questo culto, Signore, che noi daremo a Te, Signore. Questo culto è per Te, è per onorarti, è per ringraziarti, Signore, perché Tu sei buono nella nostra vita, Signore. Padre, questo culto, Signore, non sia un culto, Signore, in cui il nostro pensiero voli da una parte all'altra, in cui i nostri problemi della settimana, Signore, direzioni la nostra vita. Che questo culto non sia un culto, Signore, pesante, che questo culto non sia un culto, Signore, che noi ci lamentiamo di quello che sta succedendo, ma che noi, Signore, buttiamo fuori, Signore, ogni catena che c'è dentro di noi questa sera. Buttiamo fuori, Signore, ogni cosa che ci blocca la Tua presenza, Signore. Ci liberiamo e ci adoriamo in libertà, Signore. Padre, nel nome di Gesù, io oro per la nostra mente in questo momento, Signore. Ogni pensiero che ci porta là fuori, ogni pensiero negativo, ogni pensiero, Signore, che distrugge, Signore, l'adorazione che noi vogliamo dare a Te, Signore. Noi schiacciamo via nel nome di Gesù. Noi dichiariamo, Signore, che questo non sarà un culto abituale, ma sarà un culto dove noi vivremo lo straordinario del Signore, Padre. Padre, ricevi la nostra lode, Signore. Ricevi perché è per Te, Signore. Ricevi la lode della Tua Chiesa, Signore. Ricevi, Signore, la lode della danza, Signore. Ricevi l'adorazione, Signore, di ogni bambino, Signore, di ogni donna, di ogni uomo, Signore, che è qui, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo dichiarare che Tu sei buono. Noi dobbiamo dichiarare che Tu sei fedele. Noi vogliamo dichiarare, Signore, che non c'è nessuno che è uguale a Te, Signore. Alleluia, Signore, alleluia. Oh Spirito Santo, oh Spirito, scendi come fuoco qui. Noi ti amiamo, Dio. Spirito Santo, adoriamo il Signore. Ti amo, Dio, la Tua grazia. Dichiari questo. I miei giorni, dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Tu puoi dichiarare: ti amo, Dio, la Tua grazia. I miei giorni
sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedeli, sei fedeli ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco, nell'oscurità. Dichiari: so che sei il mio Padre, il mio amico sei, io vivrò la bontà del mio Dio. Sei fedeli, sei fedeli ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. Io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. Io mi arrendo a te, dono tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Sei fedele, tu sei fedele ogni tempo. Noi ci ringraziamo, Padre, per la tua fedeltà. In ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele, ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò
Signore, che questo culto sia un culto che liberi il nostro cuore di ogni ferita, Signore. Libera il nostro cuore da ogni catena, Signore. Che oggi, Signore, tramite la nostra adorazione, Signore, la ferita della nostra anima venga a essere guarita. La ferita del nostro cuore, Signore, venga a essere guarita, Signore. Padre, che tramite la nostra adorazione, Signore, le catene vengono a rompersi, Signore. Io credo nel potere dell'adorazione, nel potere che è vivere per adorare Te, Signore. E Signore, un cuore che adora Te, Signore, non deve avere luogo per ferita che ci portiamo dietro, Signore. Spirito Santo, vieni ad agire in questo momento. Noi ci arrendiamo alla Tua presenza. La Tua Chiesa ci arrende alla Tua presenza, Signore. Noi ci arrendiamo alla Tua presenza. Alleluia. Noi ci arrendiamo a Te, Signore. Noi riconosciamo che Tu sei il nostro Dio, il nostro Signore. Che ogni cosa che riempie i nostri cuori questa sera, Signore, venga, che noi possiamo svuotarla, Signore, e possiamo arrenderci alla Tua presenza. Io mi arrendo a Te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a Te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a Te, riconosco che sei mio Signore, Qui davanti a Te, qui davanti a Te. Ciò che voglio è solo adorare. Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Io mi arrendo a Te, riconosco che sei mio Signore, qui davanti a Te. Ciò che voglio è solo adorare. Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Io mi arrendo a Te. Riconosco che sei mio Signore, qui davanti a Te. Ciò che voglio è solo adorare. Io mi arrendo a Te. riconosco
catena, spezzo di catena, sciogli ogni laccio mentre ti adoro, mentre ti adoro, fasciami ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, faccio ogni ferita, porti em nome de Jesus, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, faccio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spesso ogni catena, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, faccio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, El Shaddai, Adonai, Yahweh, Yahweh, El Shaddai, Adonai. Sai uma coisa que estava falando com a Lode, com a dança prima. Stavo parlando con la danza che a volte noi ci abituiamo a fare le stesse cose, a vivere le stesse cose, e viviamo nell'automatico. Io tante di quelle volte ho vissuto nell'automatico e passava 1, 2, 3, 4 volte e quando io tornavo in me e dicevo: Dio, io sto vivendo nell'automatico. Eu devo uscire dall'automatico e sentire che c'è una presenza che lavora ogni giorno in qualcosa di diverso nella mia vita. C'è una presenza che lavora e restaura ogni giorno qualcosa di diverso. Io non devo vivere quello che ho vissuto ieri, eu non devo camminare come ho camminato ieri, ma io devo cercare ogni giorno di più qualcosa di più in profondità con lo Spirito Santo. E io mi sono ritrovata tante volte a fare gli stessi passi, a seguire gli stessi percorsi perché io dovevo fare. Ma lo Spirito Santo non vuole questo, non vuole che tu alzi le mani solo perché qualcuno te l'ha detto di alzare, non vuole che tu adori soltanto perché qualcuno ti ha detto di fare. Dio vuole un esprimersi, un esprimere che esce dal cuore, un esprimere che esca dalla tua anima, un grido di aiuto pela tua difficoltà che tu stai vivendo in questo momento, un grido di soccorso per le ferite della tua anima, un grido di aiuto perché Dio è capace di guarire le ferite, Dio è capace di rompere queste catene, Dio è capace di farlo. Dio oggi non vuole che tu alzi le mani perché qualcuno ti ha detto di fare.
Io non voglio che tu canti perché qualcuno ti ha detto di fare, ma perché Lui è presente qua e Lui c'è una cosa nuova per fare ogni giorno della nostra vita. Dio c'è qualcosa di nuovo per fare ogni giorno nella nostra vita. Io oggi voglio spessare quel combattimento che tu non riesci a vincere. Cambiare quella cosa che tu dici: ormai sono fatto così. Dio è capace di trasformare, Dio è capace di togliere, Dio è capace di cambiare, Dio è capace di fare così e così. Dio ha fatto così con Paolo, Dio ha fatto di lui un nome straordinario. Dio farà con me e con te. Dio oggi vuole togliere da noi l'abitudine, quello che noi viviamo ogni giorno. Eu voglio che noi ci esprimiamo a sua presença. Eu voglio che tu chiudessi i tuoi occhi in questo momento. Eu voglio che tu alzassi il tuo pensiero a Dio in questo momento. Io voglio che tu cantassi che Lui toglie, restauri ogni ferita della tua anima, ma che tu vada in profondità di te stesso e chiedi allo Spirito Santo: Signore, tu sai dov'è, tu sai dov'è che c'è, tu sai dov'è che mi ferisce, tu sai dov'è che mi fa male, Signore. E questa sera io credo, Signore, che mentre io ti adoro, tu toglierai di me questo, Signore. Io voglio che tu pensi questo e canti al Signore, non perché sto dicendo io, ma perché tu credi che il Signore è potente per farlo nella tua vita. Canti. Ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, i porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, fascio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, porti ogni ferita, i porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro, spesso ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro, Faccio ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Io so che tu puoi fare infinitamente di più che quello che noi pensiamo questa sera, Padre. Infinitamente di più di quello che noi immaginiamo questa sera, Padre. Oh Spirito Santo, Spirito, Spirito, Spirito Santo, Spirito Santo. Io so che tu puoi fare, io so che tu puoi fare, Signore. Io so che tu puoi fare. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu so che tu puoi fare, Signore, infinitamente di più di quello che ognuno di noi ha pensato e ha immaginato questa sera, Signore. Alleluia. Santo Espírito de Deus.
Gira tuo fratello, dai un abbraccio al tuo fratello in questo momento. Dio ti ha guarito questa sera, io credo in questo. Tu non uscirai di qua lo stesso che sei entrato. Dio ti ha guarito, Dio ha fatto qualcosa di straordinario. Non lasciare che l'incredulità entri nel tuo cuore, ma porta fuori questa guarigione, porta fuori questo cambiamento che il Signore ci ha fatto questa sera. Spirito Santo, grazie per il tuo lavorare, Signore. Io so che il Signore sta facendo infinitamente di più di quello che noi pensiamo, immaginiamo questa sera, Signore. Mio Spirito Santo, in nome di Gesù, guarisci la tua Chiesa, Signore. Guarisci, Signore, guarisci la tua Chiesa. Guarisci, Signore, il mio cuore, Padre. In nome di Gesù, Signore. Amém. Aleluia. Santo Espírito. Amém. Potete sedervi un attimo. Amém. Ho pochissimi avvisi oggi. Comincio con quello di John e Gabi. Amen. Questa sera, dopo il culto, verso le 11, quindi avrete più o meno un'ora di pausa. Per chi vuole partecipare, noi avremo il nostro secondo incontro di Worship Pray, che per chi non sa è un momento di intimità e adorazione, quindi quello che succede qua oggi nel culto, lo Spirito Santo continuerà a fare nel nostro Worship Pray. In nome di Gesù, quindi se tu vuoi partecipare non c'è bisogno che tu ci abbia avvisato prima. Se è partito da oggi, tu hai saputo solo oggi che c'era, puoi restarti se il tuo desiderio è quello di stare insieme a noi e continuare questo momento di intimità e adorazione a Dio. Amen. Amém? Amém, glória a Deus. Facciamo un applauso al Signore. Io credo che Dio, noi sentiremo parlare tanto di questo Worship Pray. Noi stiamo all'inizio, ma non dobbiamo desprezare i piccoli inizi. Io credo che un giorno questa chiesa sarà piena di adoratori che saranno qua tutta la notte ad adorare il Signore. Io credo in questo, e questo è un desiderio di Dio. È un desiderio di Dio per questa chiesa. Prossimo avviso, non c'è nessun altro, vero? C'è? Questa è la predicazione. Ways Worship. Allora c'è questo banner. Puoi mettere quello? Era quello? Che non si vede bene. Si può spegnere la luce un pochino solo per si vedere bene il banner? Perché visto che c'è... Ok. C'è preghiera ore 22. Ok? Ogni mese noi facciamo una preghiera. Ogni mese noi chiediamo al Signore un tema per pregare. E mese scorso abbiamo fatto le muraglie, vero? Rompendo le muraglie, e Dio ha fatto tanto. Io ero in Brasile, ho sentito la testimonianza della nostra missionaria Cris, ho pianto perché era qualcosa che solo Dio poteva fare. E Dio ha dato la direzione e Dio ha fatto. Al settimo giorno Dio ha rotto le muraglie che circondavano la sua vita, e Dio ha fatto tante altre cose per noi nella vita. Ha fatto tante cose nella vita di altre persone di questa chiesa, e quindi ogni mese Dio fa qualcosa. E Dio non è perché noi abbiamo fatto 7 giorni che Dio ci deve un pagamento, non è questo che noi pensiamo. Non è questo, ma quando noi mettiamo la nostra fede in azione, noi cominciamo a dire: Dio, io credo. A volte noi ci abituiamo a vivere ciò che la vita ci dà e ci spingiamo con la pancia. Ma a un certo punto noi ci fermiamo e diciamo: io invocherò il Signore, e queste muraglie che si sono alzate nella mia vita cadranno per terra nel nome di Gesù. Quindi quando noi mettiamo in azione la nostra fede, quando noi partecipiamo, quando noi dichiariamo, quando noi digiuniamo per questo proposito, la nostra fede viene aumentata e noi cominciamo a credere di più. Dio non cambia. Se noi facciamo 1000 giorni di preghiera, Dio continua lo stesso. Chi cambia siamo noi. Noi cominciamo a credere che Dio è potente per farlo. Noi cominciamo a credere di più che Dio è potente per buttare giù le muraglie della nostra vita. E parlando in questo, c'è la preghiera di questo mese. La preghiera di questo mese sono 4 giorni.
4 giorni. Perché 4 giorni? Perché a volte, vi ricordate la storia di Lazzaro, vero? A volte noi pensiamo che è tutto finito, a volte noi pensiamo che non c'è più uscita. Ma per Gesù tutto c'è un'uscita. Dio può trasformare qualsiasi situazione. Dio può cambiare qualsiasi situazione. E non soltanto la morte fisica, ma la morte spirituale. Noi a volte giriamo tanto nel deserto. E eu falei, ma perché io passo tanto per questo deserto? È perché il Signore ci vuole insegnare qualcosa che noi non stiamo imparando. Il Signore vuole insegnarci qualcosa che noi non stiamo imparando. E quindi noi vogliamo dichiarare che noi usciremo fuori. Noi usciremo fuori dal deserto, noi usciremo fuori dal giro che noi facciamo sempre no stesso posto. Noi usciremo fuori di situazioni che per noi sembra impossibili. Perché nel nome di Gesù c'è potenza. E anche se il mondo e anche se le persone che stanno intorno a noi non ci credono, noi dichiareremo che c'è potenza nel nome di Gesù e questo succederà. Tu vai dire amém? Quindi la nostra preghiera di questo mese si chiama esci fuori. Esci fuori. Esci fuori. Esci fuori dal giro che continua a fare. Esci fuori dall'abitudine che continua a fare. Perché pensi che non c'è di più. C'è vita. C'è vita nel Signore, c'è vita in abbondanza. E Dio lo farà per noi. Amém? Penso che sono finite le... C'è giovani domani, ma a Sônia non c'è perché ha avuto un compromesso. Il culto in casa mercoledì, dopo il pastore vi scriverà nel gruppo. Finito. Stiamoci in piedi in questo momento e facciamo una preghiera per le decime e per l'offerta. Alleluia. Amém? Tu puoi alzare la tua mano così? E pregare, perché Dio benedisca a questa chiesa, perché Dio benedisca che noi riusciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare. I nostri progetti sono grandi, ma noi serviamo un Dio ancora più grande. Forse se noi vi raccontiamo, voi pensate siete pazzi, ma noi sappiamo che per Dio non è impossibile. Noi lo faremo nel nome di Gesù. Quindi dichiara questo su questa chiesa questa sera. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi preghiamo, Signore, per questa chiesa. Noi preghiamo, Signore, per ogni persona che verserà su di te, Signore, la loro adorazione tramite la loro offerta, la loro decima, Signore. Benedici, Signore, prospera la tua chiesa, prospera i tuoi figli, Signore. Apri porta dove porta non c'è, Padre. Noi dichiariamo questo, Padre. Una chiesa benedetta, Padre, una chiesa fedele, Signore, una chiesa che ti onora, Signore, con le decime e con le offerte, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Amém, Signore, amém. Rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, e quel che è in me si prostra in adorazione. Il suo amore innova i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la
sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, dichiara santo. Rivestito nella sua gloria, la pienezza è dove lui sta, la sua voce avvolge cielo e terra, è quello che hai in me. In adorazione, il suo amore inonda i nostri cuori, la sua passione ci fa rivivere, la sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, 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 santo. La tua chiesa dichiara santo, 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 santo. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. E manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. E manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. La tua presenza. La tua presenza su di noi, sulla tua chiesa. Possiamo alzare la voce e dichiarare santo, santo, santo. Alza la tua mano al cielo e dichiara l'unico che è degno, che lui è santo. Santo, santo, tu sei, solo tu sei, per sempre. Santo, 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 tu sei. Santo,
la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Oh, la tua presenza, la tua dolce presenza è già qui. La tua presenza, vogliamo più di te, vogliamo più di te, vogliamo più della tua presenza. Oh, la tua presenza, la tua presenza, la tua presenza. Dichiariamo santo, 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 è l'unico che è degno. Santo, santo, santo. La tua chiesa dichiara santo, solo te, santo sei. Santo, 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 santo. Oh, alleluia, se tu hai sentito la presenza dello Spirito Santo, fai un forte applauso al Signore. Amen. Potete sedervi. Gloria a Dio per la presenza dello Spirito Santo che c'è stata con noi fino a questo momento, questa sera, e che ancora ci accompagnerà fino alla fine di questo culto. Voglio salutare la Chiesa con la pace del Signore. E voglio anche salutare il nostro visitante di questa sera, oggi qua con noi Filippi, che non capisce molto l'italiano, ma è lì, è il figlio del nostro fratello Junior. Filippi, você è molto benvenuto, e io sono poco benvenuto a parlare in portoghese, se no non capite niente. Ma in italiano ti dico che quello che desideriamo sempre ai nostri visitanti è che possono portare a casa un po' di questo Spirito Santo che è qua con noi questa sera. Amen. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie nella lettera agli Efesini al capitolo 3.
Efesini al capitolo 3, leggerò dal versetto 14 fino alla fine, fino al 21. Dice così: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Ora, colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Padre, in questo momento ascolteremo, Signore, la Tua parola. Io ti chiedo, Dio, come sempre, di avere la libertà di parlare, Signore, di fare la Tua volontà in mezzo a noi, di compiere, Signore, nei nostri cuori un'opera nuova questa sera, di rompere i nostri cuori di pietra, di sciogliere i nostri cuori di ghiaccio e di donarci un po' di più di quel tuo amore, Signore, che noi sappiamo che provi per noi. Io ti chiedo, Dio, che tu possa perdonare ogni mio peccato, Signore, santificarmi, purificarmi, affinché in questo momento, in questi minuti, io possa essere un canale salutare per trasmettere la tua parola, il tuo messaggio e il tuo spirito alla tua Chiesa. Io ti chiedo questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Siamo oggi, per chi non lo sapesse, nel terzo culto di questa serie che stiamo facendo, che si intitola Una preghiera per me. E la preghiera per me di cui stiamo parlando è quella che abbiamo appena letto. In Efesini 3, dal versetto 14 fino al versetto 21, l'Apostolo Paolo scrive una preghiera indirizzata agli Efesini. Ma come abbiamo detto nelle settimane precedenti, la Bibbia ci riporta pochissime preghiere all'interno di tutti i suoi libri. E se sono così poche le preghiere che la Bibbia ci riporta fino a noi, vuol dire che il contenuto di queste preghiere è essenziale, non solo per gli Efesini o per chi ha ricevuto le preghiere a quel tempo, ma è essenziale per la vita di tutti quanti noi. E per questo in queste settimane, oggi è la terza settimana, noi stiamo vedendo questa preghiera, che cosa dice, quali sono le richieste che Paolo fa a Dio in favore di tutti quanti noi. Per questo questa serie l'abbiamo intitolata Una preghiera per me, perché io credo che Dio voglia che noi impariamo a pregare come quel giorno ha pregato l'Apostolo Paolo, facendo queste richieste a Dio, per essere fortificati potentemente nel suo spirito, come ha pregato inizialmente l'Apostolo Paolo e come abbiamo visto nella prima settimana di questa serie, affinché Cristo abiti in noi per mezzo della fede. Questa era la seconda richiesta che Paolo ha fatto a Dio per gli Efesini, che Cristo abiti in voi per mezzo della fede. Oggi andremo a vedere la terza richiesta, ma prima facciamo nuovamente, come abbiamo fatto nelle settimane passate, una piccola introduzione, perché dobbiamo capire per quale motivo Paolo quel giorno fece quella preghiera. Infatti questa preghiera comincia proprio con queste parole: per questo motivo o per questa ragione, dipende da che versione avete della Bibbia. Qual è la motivazione, qual è la ragione per cui Paolo scrive questa preghiera agli Efesini? Se noi vogliamo andare a capire il perché della motivazione, noi dobbiamo andare a vederla nei capitoli 1 e 2 della lettera agli Efesini. E in questi due capitoli abbiamo visto che Paolo scrive tantissime cose, fa proprio come una lista, un elenco di cose che Dio ha fatto per noi. Efesini 1, capitolo 5, Dio ci ha eletti
Il versetto successivo, Dio ci ha predestinati e ci ha adottati come figli. Il versetto successivo, Dio ci ha redento, ci ha perdonato dei nostri peccati e ci ha donato la grazia. Nel capitolo 2 vediamo che Paolo scrive: voi che un tempo eravate esclusi dalle promesse di Dio, oggi per mezzo del sangue di Gesù siete pronti per ricevere queste promesse. Dio vi ha incluso in queste promesse che ha fatto anticamente al popolo di Israele e oggi a tutti quanti noi. Questa serie di cose che Dio ha fatto per noi finisce in Efesini 2,18, quando Paolo scrive che Cristo, per mezzo del suo sacrificio, ci ha avvicinato a Dio. E oggi noi possiamo avere un colloquio, un incontro con Dio faccia a faccia. Queste sono tutte cose che Dio ha fatto per noi e che Paolo scrive in questi primi 2 capitoli della lettera agli Efesini. Ma non è questo il motivo per cui Paolo fa questa preghiera, non avrebbe senso. Queste sono cose che Dio ha già fatto per noi. Il vero motivo per il quale Paolo ha scritto questa preghiera, ha fatto questa preghiera per gli Efesini, è il perché Dio ha fatto tutto questo per noi. Perché Dio ci ha eletti, perché Dio ci ha predestinati, ci ha adottati come figli, ci ha fatto avvicinare al Padre, perché ci ha incluso nelle sue promesse per avere un'eredità, un'eternità insieme a Lui. Perché ha fatto tutto questo? Il perché Paolo ce lo spiega sempre all'interno dei primi 2 capitoli della lettera agli Efesini. E abbiamo visto che le motivazioni sono 3. La prima motivazione è che noi come Chiesa siamo il compimento di Cristo. C'è scritto in Efesini al capitolo 1 versetto 23: noi come Chiesa siamo il compimento di Gesù. Gesù si è fatto carne, è sceso sulla terra per noi, ha fatto il suo ministero per 3 anni qua sulla terra e alla fine del suo ministero è tornato in cielo, ma qua sulla terra ha lasciato te e me per continuare la sua opera. Noi quando siamo Chiesa siamo il compimento di Cristo. Noi quando siamo uno in Cristo siamo il compimento di Cristo. La seconda motivazione per la quale Dio ha fatto tutte queste cose meravigliose per noi, fratelli, non che Dio avesse un secondo fine. Lasciamo chiara questa cosa, non è che Dio ti ha salvato, ti ha eletto, ti ha predestinato perché aveva il secondo fine. Gli faccio un bel favore così loro dopo fanno il resto. No, non aveva questo secondo fine. Dio ti ha salvato per amore. Dio ti ha salvato perché ti ama. Dio ti ha eletto perché ti ama. Dio ti ha adottato come figlio perché Lui ti ama come un figlio. Dio ti ha avvicinato a sé perché Lui vuole che tu stia vicino a Lui. Ma è chiaro che Dio ha fatto tutto questo, eppure Dio ha anche una volontà nei tuoi confronti. Dio ha un piano nei tuoi confronti. Dio ha un progetto per te. Dio ha un proposito per la tua vita, che è un proposito magnifico se noi riusciamo a rispettarlo. E questo proposito prevede queste 3 cose. La prima cosa: noi siamo il compimento di Cristo. Dio ci ha salvato affinché noi potessimo essere questo compimento. La seconda cosa: che noi facciamo le cose, che noi facciamo le opere che Dio ha precedentemente preparato affinché noi le compissimo. Sta scritto in Efesini capitolo 2 versetto 9. Noi dobbiamo fare le opere che Dio ha precedentemente preparato per noi affinché noi le compissimo. Dio ha già preparato qualcosa davanti a noi che dobbiamo fare. Dio ha già messo davanti a noi anime che dobbiamo salvare. Dio ha già messo davanti a noi opere che noi siamo tenuti a fare per rispettare la sua volontà. È chiaro che sta a noi decidere se vivere la volontà di Dio oppure no. Sta a noi decidere se camminare nella via di Dio o camminare nella nostra via o in un'altra via. Il terzo motivo per il quale Dio ha fatto tutto questo lo vediamo in Efesini capitolo 2 versetto 22, affinché noi possiamo essere il tempio dello Spirito Santo. Questi sono i 3 motivi per i quali Dio ha fatto tutte queste cose grandiose, ci ha eletti, predestinati, avvicinati a Lui, eccetera, eccetera. Essere il compimento di Dio, di Gesù, fare le opere che Lui ha precedentemente preparate affinché noi le compissimo e essere tempio dello Spirito Santo.
per questi 3 motivi Paolo quel giorno fa quella preghiera che inizia proprio così: per questo motivo io piego le mie ginocchia davanti al Padre, eccetera eccetera. Questi sono i motivi, perché Paolo sa la difficoltà che noi possiamo avere, sa la difficoltà che noi possiamo avere ad essere chiesa, perché essere chiesa non vuol dire semplicemente venire in chiesa, sedersi, lodare, ascoltare la parola e andare a casa. No, essere chiesa vuol dire essere uniti, vuol dire essere uno. Essere chiesa vuol dire aiutare il fratello, essere chiesa vuol dire allungare la nostra mano, essere chiesa vuol dire amare la persona di fianco a noi, essere chiesa vuol dire rispettarsi, essere chiesa vuol dire veramente abbracciare le persone che sono intorno a noi, anche se non fisicamente, spiritualmente. Questo vuol dire essere chiesa, questo vuol dire essere il compimento di Cristo. E Paolo sapeva che essere chiesa non è facile, perché siamo umani e basta una piccola incomprensione, basta una parola sbagliata, basta un saluto mancato, basta un atto che non doveva essere fatto per rovinare la chiesa di Cristo. Basta questo e la chiesa è rovinata. E se la chiesa è rovinata, tante cose brutte possono succedere. Quando Gesù ha fondato la chiesa, ha instaurato la chiesa, ha detto: Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra io fonderò la mia chiesa, ti darò le porte dell'Ades e le porte dell'Ades non potranno abbatterla. Le porte dell'Ades non potranno abbatterla. Che cosa? La chiesa. Quindi finché siamo chiesa, le porte dell'Ades non hanno potere su di noi. Ma nel momento che non siamo più chiesa, e per chiesa non intendo quello che stiamo facendo adesso, quello che stiamo facendo adesso è ascoltare la parola. Per chiesa intendo amarsi, venirsi incontro, essere uno. Nel momento che non siamo più chiesa, nel momento che cerchiamo di allontanarci dal fratello, nel momento che non sopportiamo più il fratello, nel momento che non rispettiamo più il fratello, non siamo più chiesa. E lì le porte dell'Ades, e lì il nostro nemico, e lì Satana può entrare e colpire, perché non siamo più chiesa. E Paolo sapeva questa difficoltà e per questo ha fatto questa preghiera. Paolo sapeva la difficoltà di fare le opere del Signore, le opere che Lui ha preparato per noi, perché è facile dire eccomi Signore, il tuo servo ti ascolta, ma poi è difficile veramente fare ciò che Dio ci chiede, perché Samuele, eccomi Signore, il tuo servo ti ascolta, sono qua pronto a rispondere. Poi Dio ti parla, ti dice che cosa vuole da te, e quando tu sai che cosa Dio vuole da te, allora non ti ascolto più. Non è facile fare le opere che Dio ha preparato per noi. Non è facile. E Paolo lo sapeva, e per questo Paolo ha fatto questa preghiera. Non è facile essere il Tempio dello Spirito Santo, perché è bellissimo dire lo Spirito Santo abita in me. È bellissimo. È bellissimo sentire la presenza dello Spirito Santo in noi durante la lode. È bellissimo. È bellissimo poter avere doni spirituali, imporre le mani su persone, vedere persone curate, persone miracolate, persone battezzate con lo Spirito Santo. È bellissimo. Ma lo Spirito Santo non abita in qualunque tempio. Il tempio in cui abita lo Spirito Santo è un tempio che lo Spirito Santo ha modellato. È un tempio che lo Spirito Santo ha cambiato. È un tempio che deve piacere, che deve essere gradito a Dio. E quanti di noi sono disposti a lasciarsi modellare da Dio completamente, a cambiare le nostre abitudini, le nostre attitudini, a cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, a cambiare il nostro carattere, il nostro temperamento, per essere un tempio gradito allo Spirito Santo. Paolo sapeva di tutte queste difficoltà che noi possiamo avere a fare la volontà di Dio, e per questo ha fatto questa preghiera. E come ho detto, nella prima settimana abbiamo visto la prima richiesta che Paolo ha fatto, ovvero che siate potentemente fortificati per mezzo dello Spirito suo. Nella seconda settimana abbiamo visto la seconda richiesta che Paolo ha fatto, ovvero che Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede. Oggi andiamo a vedere la terza e ultima richiesta che quel giorno Paolo fece a Dio in favore degli Efesini. Dice così il versetto 18:
e affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Questa è l'ultima richiesta che Paolo ha fatto quel giorno, è di conoscere questo amore. Dio, fagli conoscere questo amore che oltrepassa ogni conoscenza, o altre versioni dicono che oltrepassa ogni comprensione, che sorpassa ogni intendimento, affinché siano ripieni di tutta la pienezza di Dio. Di quale amore Paolo sta parlando in questa preghiera? Dell'amore di Dio. Quando Paolo dice che conoscono questo amore che sorpassa ogni intendimento, questo amore che ha una grande lunghezza, larghezza, altezza, profondità, sta parlando ovviamente dell'amore di Dio. E oggi non è così facile capire o intuire quando si parla dell'amore di Dio, perché noi viviamo in un'epoca, mi rifaccio alle parole di un teologo inglese che ha vissuto agli inizi del 1900, un certo Lewis, diceva così: Dio è amore, ma l'amore non è Dio. Avete capito? Dio è amore, ma l'amore non è Dio. E oggi viviamo in un'epoca storica in cui più di qualsiasi altra epoca fino a questo momento l'amore è diventato Dio. Oggi in base all'amore i popoli prendono decisioni, non in base all'amore di Dio, in base proprio all'amore. Oggi viviamo in un'epoca in cui un presidente di uno Stato che si considera evangelico dice l'amore ha vinto, e dicendo l'amore ha vinto legalizza i matrimoni omosessuali nel suo paese. Che è questo amore che ha vinto? L'amore di Dio? No, ovviamente no. È l'amore come Dio. Ma l'amore non è Dio. Non può essere Dio. L'amore è un attributo di Dio. L'amore è qualcosa che viene da Dio. Dio è amore. Eppure oggi viviamo in un'epoca in cui l'amore è diventato qualcosa da idolatrare. L'amore è diventato ciò che prende le decisioni al posto nostro. Non l'amore di Dio, l'amore e basta. Ma quando qua Paolo sta parlando di conoscere questo amore che oltrepassa ogni conoscenza, sta parlando dell'amore di Dio. Ci sono diversi testi biblici che identificano, che spiegano veramente bene che cos'è l'amore di Dio. Uno di questi testi lo troviamo in Giovanni al capitolo 21. In Giovanni al capitolo 21 vediamo Gesù che è già morto, è già risorto e si manifesta ai suoi apostoli, ai suoi discepoli. Li trova una mattina in riva al mare e li invita a fare colazione con lui. E dopo aver fatto questa colazione, Gesù chiama da parte Pietro. E Pietro veniva da una situazione un po' spiacevole nei confronti di Gesù, perché lo aveva da poco rinnegato per ben 3 volte. E Pietro allora Gesù chiama da parte Pietro e gli dice: Pietro, tu mi ami? E Pietro risponde: sì Signore, lo sai che ti amo. In realtà alcune versioni dicono: lo sai che ti voglio bene. E Gesù gli dice: pascia i miei agnelli. Allora ancora una volta gli dice: Pietro, tu mi ami? E Pietro: sì Signore, lo sai che ti amo, lo sai che ti voglio bene. E poi una terza volta: Pietro, tu mi ami? E Pietro: sì Signore, tu sai ogni cosa, lo sai se ti voglio bene oppure no. Pietro la conclude in questo modo. Per chi ha già studiato teologia, una delle basi di questa conversazione si rifà proprio su questa parola, amore. Quando Gesù parla di amore in questa conversazione si riferisce a una parola greca che è agape. Quando si parla di amore agape si parla di un amore perfetto, dell'amore di Dio, di un amore sconfinato, di un amore senza limiti. Teologicamente parlando, l'amore agape è l'amore che è disposto a compiere l'estremo sacrificio. Noi vediamo questo in Giovanni al capitolo 15, versetto 13, quando Gesù dice: non c'è amore più grande
di donare la propria vita per i nostri amici. Questo è l'amore agape, l'amore che è disposto a fare l'estremo sacrificio. Quando invece Pietro risponde, non usa questa parola agape, usa un'altra parola. Per questo in alcune versioni è tradotta come amore, in altre come sì, lo sai che ti voglio bene. La parola che usa Pietro è philos, che significa comunque amore in greco, ma non è quell'amore perfetto, non è quell'amore senza confini, non è l'amore di Dio. Per questo motivo tante volte quando si legge questo testo, si sente predicare questo testo, ciò che noi sentiamo dire è che noi uomini non possiamo comprendere l'amore di Gesù. Noi uomini non possiamo comprendere né vivere l'amore agape, l'amore di Dio. L'amore di Dio è solo di Dio, non è per noi. Eppure io voglio dirvi questa sera che questa non è la verità. Noi possiamo vivere l'amore di Dio e possiamo comprendere l'amore di Dio. L'amore di Dio è per tutti quanti noi e Dio stesso ci chiede di viverlo. Perché quando Dio ci dice amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, sta parlando di agape. Perché quando Dio ci dice ama il tuo Dio sopra ogni cosa, sta parlando di agape. Allora tu pensi che Dio ti mentirebbe chiedendoti di fare qualcosa che tu non puoi fare, di fare qualcosa che tu non puoi vivere? Assolutamente no. Dio vuole che noi comprendiamo quest'amore e Dio vuole che noi viviamo quest'amore e Dio vuole che noi doniamo agli altri quest'amore. Dio vuole che tu guardi il tuo fratello, la tua sorella di fianco a te e tu gli dica io ti amo, di un amore agape, di un amore che è perfetto, di un amore che è senza limiti, di un amore che è disposto a fare l'estremo sacrificio per te. Questo è quello che Dio desidera da noi. Dio desidera che noi lo adoriamo pensando Dio io ti adoro perché ti amo, di un amore agape, un amore che è disposto a fare l'estremo sacrificio per te. Dio non ci chiede di morire per Lui. Dio non ci chiede di sacrificare la nostra vita per Lui. Eppure in Romani al capitolo 12 c'è scritto che noi dobbiamo presentarci come sacrifici viventi davanti a Dio. Questo è l'estremo sacrificio che dobbiamo fare, consegnarci a Dio, dare ciò che noi abbiamo a Dio, dare la nostra vita non in senso carnale ma in senso spirituale a Dio. Consegnarci a Lui per fare la sua opera, consegnare i nostri doni, i nostri talenti, ciò che Lui ci ha dato a Dio, affinché Dio possa cambiare questo mondo attraverso la nostra vita. Questo è l'estremo sacrificio che noi possiamo fare. Questo è l'amore agape che Dio vuole che noi viviamo. E allora perché qua c'è scritto che di conoscere questo amore che sorpassa ogni comprensione? Perché la Bibbia ci dice che Paolo dice che noi dobbiamo conoscere questo amore che sorpassa ogni comprensione, se noi invece possiamo e dobbiamo conoscere questo amore. Semplicemente perché la Bibbia non sta parlando di noi in questo caso. La Bibbia non sta parlando di noi. In 1 Corinzi capitolo 1 versetto 23 dice così: noi predichiamo il Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. Noi predichiamo il Cristo crocifisso. Chi è il Cristo crocifisso? Il Cristo crocifisso è Cristo che sta mostrando il suo amore agape, che sta facendo l'estremo sacrificio per noi. E quindi quando noi lo predichiamo vuol dire che noi lo comprendiamo. Ma quando noi predichiamo questo, per i giudei è scandalo e per gli stranieri è pazzia. Ovvero chi non ha Cristo in sé non comprende l'amore di Cristo. Chi non ha Cristo in sé non comprende l'amore di Cristo. Per questo sembra così difficile andare a fare missioni, evangelizzare, perché quando noi usciamo da questa porta e andiamo a dire a qualcuno Gesù ti ama, lui non potrà mai convertirsi così da un momento all'altro, perché Cristo non abita in lui e non capisce, non comprende questo amore. Sembra così difficile fare missioni, sembra così difficile evangelizzare, ma è anche vero che la fede delle persone arriva dal sentire la parola di Dio. Allora se noi vogliamo che persone possano convertirsi a Cristo, noi dobbiamo annunciare la parola di Dio senza fermarci,
Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: predica il Vangelo in ogni situazione, in qualsiasi situazione favorevole o contraria, predica, non fermarti, perché se noi ci fermiamo al primo ostacolo non riusciremo a fare niente, perché le persone non possono conoscere l'amore di Dio se Cristo non abita in loro, se non c'è in loro un briciolo di fede che le faccia comprendere questo amore. Ma noi lo possiamo comprendere perché per noi l'amore di Dio è visibile. Abbiamo letto che Paolo ci parla della lunghezza, della profondità, della larghezza, dell'altezza dell'amore di Dio. È chiaro che quando Paolo parla di tutte queste cose non sta parlando di figure geometriche, di dimensioni tangibili dell'amore di Dio. Però è anche vero che ci dà un indizio, perché in che modo noi possiamo sapere che qualcosa è alto? In che modo tu puoi sapere che un palazzo è alto? Se lo guardi. In che modo tu puoi sapere che la muraglia cinese è lunga? Se la vedi. In che modo noi possiamo conoscere le dimensioni delle cose? Basta vederle. E Paolo qua ci dà un grande indizio, perché ci dice che noi possiamo vedere la lunghezza, la grandezza, la profondità, l'altezza dell'amore di Cristo. Noi possiamo vederlo perché Gesù lo rivela a noi. Dio mostra a noi il suo amore. Dio mostra a noi il suo amore in ogni giorno, e per questo motivo noi possiamo vedere questo amore. C'è anche scritto in Giovanni al capitolo 13: io non vi chiamo più di servi, ma di amici, perché io vi ho rivelato ogni cosa che ho udito dal Padre. Gesù ci rivela il suo amore, e per questo motivo noi possiamo vederlo, noi possiamo capirlo, noi lo possiamo comprendere. In che modo puoi vedere l'amore di Dio che ha per te? In qualsiasi modo. Basta che guardi la persona di fianco a te. Se di fianco a te oggi c'è tuo marito, se di fianco a te c'è tua moglie, se di fianco a te c'è tuo figlio, tua figlia, in questi volti tu puoi vedere quanto Dio ti ama. In questi volti tu puoi vedere quello che Dio ha fatto per te. Basta che tu arrivi a casa questa sera, apri la porta di casa, senza magari guardare al disordine che c'è, e tu pensi quanto amore Dio ha avuto per me nel darmi tutto quello che ho. Basta che quando lunedì entrerai nel tuo lavoro, magari timbrerai il cartellino, e invece di lamentarti per le 8, 9, 10 ore che dovrai fare, penserai quanto Dio, quanto amore Dio ha avuto per me nel donarmi tutto questo. Tu puoi vedere l'amore di Dio in ogni cosa che hai nella tua vita, in ogni momento che vivi nella tua vita. Se lasci da parte tutte le lamentele che si possono fare e ti concentri su quanto di buono Dio in realtà ti ha dato. E perché noi dobbiamo conoscere e comprendere questo amore? Versetto 19 diceva così: e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Che cos'è la pienezza di Dio? La pienezza di Dio è la totalità di Dio, l'interezza di Dio, tutto di Dio. Questa è la pienezza di Dio. La pienezza di Dio si può riassumere forse in due principali cose. La prima cosa è la potenza di Dio. È la potenza di Dio. E quando Paolo sta scrivendo questa preghiera, sta pregando per noi, sta dicendo che noi possiamo conoscere questo amore affinché noi possiamo essere ripieni della pienezza, ovvero della potenza di Dio. Quanti vogliono essere pieni della potenza di Dio? Ecco, allora io voglio darti una notizia oggi, perché se forse tu sei già battezzato, o forse se comunque tu hai già dichiarato che Gesù è il Salvatore della tua vita, la potenza di Dio dimora già in te. Forse tu stavi cercando la potenza di Dio chissà dove,
Ma se tu hai già accettato Gesù come Salvatore della tua vita, lo Spirito Santo è già stato messo dentro di te e la potenza di Dio dimora già in te. Tante volte noi pensiamo che Dio abbia messo una piccola parte dello Spirito Santo e che ne debba mettere ancora e ancora e ancora e ancora. No, non è così. Prima di tutto dobbiamo comprendere una cosa: chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è una persona, è la terza persona della Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo. Quindi se Dio ha messo in noi lo Spirito Santo quando noi abbiamo accettato Gesù come nostro Signore e Salvatore, non può averne messo un pezzettino, perché è come se ne avesse messo un dito, non lo so, un piede, un'unghia. Lo Spirito Santo è una persona. Non è che Dio ce ne dà un pezzettino, no. Dio ci dà lo Spirito Santo. Tutto lo Spirito Santo dimora in noi. Ma allora perché non riusciamo a fare quelle cose grandiose che vediamo fare dai grandi pastori, dai grandi predicatori, dai grandi profeti e da queste grandi persone che ci sono nella Bibbia? Semplicemente perché non riusciamo a sfruttare appieno lo Spirito Santo che c'è in noi. In che modo sfruttare appieno lo Spirito Santo che c'è in noi? Magari cercando di lasciare da parte un'ora in più il telefono durante il giorno e pregare un'ora in più durante il giorno. Magari cercando di lasciare da parte i videogiochi o la televisione un'ora in più durante il giorno e leggere la parola un'ora in più durante il giorno. Magari cercare di lasciare da parte qualche pasto in più durante il giorno e digiunare qualche giorno in più alla settimana. Queste sono tutte discipline bibliche che Dio ci ha dato perché noi possiamo avere una vita piena di Spirito Santo. Lo Spirito Santo dimora già in te. L'unica cosa che impedisce allo Spirito Santo di compiere grandi opere attraverso di te non è Dio e neanche Satana. Siamo noi. Siamo noi gli unici che impediscono allo Spirito Santo di operare. Siamo noi gli unici a impedire un battesimo con lo Spirito Santo nella nostra vita. Se oggi tu non sei ancora battezzato con lo Spirito Santo, comincia a pregare Dio perché Dio possa concederti questo. Se oggi ci sono persone della tua casa che ancora non hanno ricevuto doni spirituali, comincia a pregare Dio perché Dio vuole dare doni spirituali. Oggi purtroppo il battesimo con lo Spirito Santo è poco predicato nelle chiese. Oggi purtroppo il battesimo con lo Spirito Santo è qualcosa di dimenticato, è qualcosa a cui non si fa più tanto caso, ma non può essere così. Dio ha dato il battesimo con lo Spirito Santo per l'edificazione della Chiesa. Se oggi io chiedessi quante persone qua hanno il dono di miracoli, in quanti possono alzare la mano? Se oggi io chiedessi qua quanti hanno il dono di guarigione, in quanti possono alzare la mano? E voi pensate che in questa Chiesa non c'è nessuno che ha bisogno di miracoli o nessuno che ha bisogno di guarigione? C'è bisogno. E i doni dello Spirito Santo sono dati per l'edificazione della Chiesa. E quindi io credo che Dio stia solo aspettando qualcuno che pieghi le sue ginocchia e cominci a pregare affinché questi doni siano riversati sulla sua vita per l'edificazione della Chiesa. Perché se oggi qua ci sono malati, potrebbe esserci qualcuno con dono di guarigione che possa guarire questa persona malata. Se oggi ci sono persone che oggi devono affrontare un mare rosso qua dentro, potrebbe esserci qualcuno che, avendo già pregato per lo Spirito Santo nella sua vita, oggi con dono di miracoli potrebbe compiere un miracolo nella vita di questa persona. Ma oggi qua non c'è nessuno con dono di miracoli, non c'è nessuno con dono di cura. Oggi ci sono parecchi doni di lingue. Gloria a Dio per i doni di lingue. Ma Paolo ci dice: aspirate ai doni maggiori, aspirate al dono di profezia, aspirate al dono di interpretazione delle lingue, perché chi parla in lingue edifica se stesso, ma se qualcuno sa interpretare edificherà la Chiesa. Paolo ci dice: aspirate al dono di cura, di miracoli, al dono di fede. Paolo ci dice: aspirate al dono di parola di sapienza, di saggezza, a parola di conoscenza. Questi sono doni che edificano la Chiesa. E noi dobbiamo vivere la pienezza di Dio, e la pienezza di Dio vuol dire la potenza di Dio nella nostra vita. Ma oggi questo è dimenticato.
E anche se non è dimenticato, in pochi hanno la responsabilità di far vivere lo Spirito Santo in mezzo a noi. Io rimango sempre stupito da Atti capitolo 3. Pietro e Giovanni stanno salendo al Tempio per la preghiera dell'ora nona e c'è uno zoppo davanti alla porta del Tempio che chiede l'elemosina e Pietro gli risponde: mi dispiace, non ho né oro né argento da darti, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù, alzati e cammina. Quanti di noi oggi avrebbero il coraggio di dire queste parole al primo zoppo che trovano per strada? Quanti di noi hanno il coraggio di prendere la responsabilità dello Spirito Santo che vive dentro di noi? Ripeto, se tu hai già accettato Gesù nella tua vita, la potenza di Dio già vive in te e tu sei l'unico impedimento affinché la potenza di Dio possa sbloccarsi e cambiare questa generazione e cambiare questo mondo e far portare persone a ravvedimento, edificare la Chiesa di Cristo. La seconda caratteristica, e poi finisco, che noi possiamo intravedere nella pienezza di Dio è il carattere di Dio, è il carattere di Cristo. Noi dobbiamo avere il carattere di Cristo. Gesù stesso ce lo dice, Giovanni capitolo 13 se non sbaglio. Gesù sta lavando i piedi degli apostoli e dice: io vi sto dando un esempio affinché voi facciate ciò che io faccio. Gesù vuole che noi lo copiamo. Gesù vuole che noi siamo suoi imitatori. Gesù vuole che noi siamo come lui. Filippesi capitolo 4, che in voi abiti lo stesso spirito, lo stesso sentimento che ha abitato nel Signore Gesù, che non ha ritenuto l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma ha svuotato se stesso prendendo forma di servo fino alla morte e la morte in croce. Gesù ci dice varie volte nella sua parola che vuole che noi siamo simili a lui, che vuole che noi siamo suoi imitatori. Allora, qual è questo carattere di Cristo che noi dobbiamo prendere? Qual è il carattere di Cristo? Perché tante volte noi sentiamo dire dobbiamo avere il carattere di Cristo, ma qual è il carattere di Cristo? È difficile poi magari capirlo, no? Praticamente qual è questo carattere di Cristo? Non è così difficile. Facciamo un piccolo ragionamento. Dove abita Cristo? Nel regno dei cieli. Allora il carattere di Cristo deve essere un carattere di chi abita nel regno dei cieli. E Gesù ci ha insegnato come deve essere il carattere di chi abita nel regno dei cieli. Gesù ci ha lasciato un intero capitolo della parola di Dio, Matteo capitolo 5, in cui ci spiega la cultura del regno dei cieli. E in questo capitolo, se non ve lo ricordate, voglio leggervelo. Gesù dice così: beati i poveri in spirito, o beati gli umili, perché di loro è il regno dei cieli. Questo è il carattere di Cristo, questo è il carattere di chi abita nel regno dei cieli, essere umile. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, o i pacificatori, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Questa è la cultura del regno dei cieli e questo è il carattere di Cristo. Essere umile, essere mansueto, essere puro di cuore, essere pacificatore, essere assetato e affamato di giustizia. Questo è il carattere di Cristo, questo è il carattere che noi dobbiamo avere. Questa è la pienezza di Dio che Paolo prega quel giorno affinché ognuno di noi possa esserne ripieno. Questo è il motivo per cui noi dobbiamo conoscere l'amore di Dio, affinché noi possiamo vivere tutto questo nella nostra vita. Romani al capitolo 12 ci dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Essere trasformati vuol dire cambiare il nostro carattere, cambiare le nostre attitudini, cambiare il nostro modo di fare. Questo vuol dire anche essere tempio dello Spirito Santo. La terza richiesta per cui Paolo fa questa preghiera:
che voi siate il Tempio dello Spirito Santo. Essere Tempio dello Spirito Santo vuol dire prendere la responsabilità dello Spirito Santo, della potenza dello Spirito Santo che abita dentro di noi. Essere Tempio dello Spirito Santo vuol dire avere un carattere modellato e conformato al carattere che dovremo avere nel regno dei cieli. Questo è essere Tempio dello Spirito Santo. Io voglio invitarti a alzarti in piedi, chiamo il gruppo di lode. Essere ripieni della pienezza di Dio. Essere ripieni della pienezza di Dio. Che il suo carattere, che la sua potenza vivano in noi. Io prima ho chiesto così casualmente, nessuno ha alzato la mano, ma non lo so se qualcuno qua sta già pregando affinché lo Spirito Santo possa compiere un'opera nuova nella propria vita, affinché lo Spirito Santo possa cominciare a battezzare, a dare doni nella propria vita. Io non so se c'è qualcuno qua che ha mai fatto questa preghiera, forse c'è qualcuno che non l'ha mai fatta, forse c'è qualcuno che non sa neanche che cosa sia questo battesimo con lo Spirito Santo. Ma ciò che so è che lo Dio vuole che noi cominciamo a prendere una nuova vita spirituale verso di Lui. Oggi noi vediamo nel mondo parlare di risvegli, c'è stato un bellissimo risveglio in America, ma questi risvegli non sono frutto di persone che riempiono le chiese. Questi risvegli sono frutti di persone che pregano affinché Dio versi lo Spirito Santo su di loro. Io in questo momento voglio pregare affinché Dio possa donare una nuova potenza nella nostra vita. E se c'è qualcuno in questa chiesa che oggi non è battezzato con lo Spirito Santo, che sta cercando questo battesimo, di venire qua davanti, perché missionari e presbiteri imporranno le mani su queste persone e noi chiederemo a Dio di compiere un'opera nuova di rinnovamento nella propria vita. Noi chiederemo a Dio di battezzare con il fuoco, come già ha fatto in precedenza. Noi chiederemo a Dio che la sua potenza possa riempire i nostri cuori per mezzo del suo Spirito. Noi chiederemo a Dio di sbloccare ogni barriera, di rompere ogni impedimento che ci impedisce di vivere con potenza la chiamata di Dio per la nostra vita. Noi chiederemo a Dio che doni spirituali possano essere riversati in questa chiesa, che doni di miracoli, di cura, di guarigione, che doni di profezia, di sapienza e conoscenza possano riempire questa chiesa, perché la chiesa ne ha bisogno. Dio sa che la chiesa ne ha bisogno e bastano solo che persone siano disposte a ricevere questi doni per far sì che tanto possa cambiare in questo mondo. In questo momento lodiamo il Signore. Se qualcuno desidera questa preghiera, io lo invito a venire qua davanti e chiederemo a Dio che questa sera possa versare il suo Spirito in un modo diverso sulle nostre vite. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti.
cresca in me il carattere di Cristo e del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorare. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Per Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo
cerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti. Atti capitolo 2 dice che essendo tutti riuniti sentirono un soffio come di un vento impetuoso e videro scendere su di loro delle lingue come di fuoco. Questo è un sogno di Dio per la sua Chiesa. Il battesimo con lo Spirito Santo è un sogno di Dio per la sua Chiesa. Non temere, non avere paura di questo momento. Chiedi a Dio che Lui ti possa benedire con tutto ciò che ha da darti, con tutta la potenza che può fare vivere in te, perché tu sei stato scelto, tu sei stato eletto, tu sei stato predestinato, tu sei stato adottato come figlio, tu sei stato redento e la grazia ti è stata donata, perché Dio ti ha fatto avvicinare a Lui, affinché la tua chiamata potesse ribaltare questa terra, potesse rivoluzionare questa terra. Ma questo succederà quando lo Spirito Santo avrà la libertà di usarsi di te. Permetti lo Spirito Santo di usare tutto di te e vedrai il sovrannaturale di Dio nella tua vita. Vedrai le grandi cose che Dio ha preparato per te compiersi davanti a te. Lascia che Dio si possa usare di te ogni giorno. Amen. Amen. Padre, nel nome di Gesù io ti chiedo, Signore, questa sera di poter cominciare a fare vivere, Signore, la tua Chiesa qua in Verona, un nuovo periodo, una nuova epoca, Signore. Una epoca, Signore, nella quale vedremo il tuo sovrannaturale scendere su di noi, nella quale vedremo i tuoi miracoli scendere su di noi, le tue cure scendere su di noi, il tuo amore mostrarsi a noi ogni giorno, in ogni modo possibile. Nel nome di Gesù, Signore, io ti prego, vieni a far sì che i nostri cuori siano aperti a te, siano aperti alla tua parola, siano aperti ad un nuovo incontro con te, siano aperti per ricevere il tuo Spirito in un modo nuovo e potente nelle nostre vite. Che noi, Signore, possiamo essere fieramente tempio dello Spirito Santo,
prendendoci la libertà e la responsabilità di questo Spirito Santo che tu hai messo in noi. Che noi, Signore, possiamo avere un carattere modellato e cambiato da te, Dio, affinché, Signore, noi possiamo essere tuoi figli pronti per vivere, Signore, questo regno dei cieli che tu hai già preparato davanti a noi. Nel nome di Gesù, Dio, io ti chiedo di benedire la tua Chiesa, di benedire la tua Chiesa, che il tuo Spirito sia su di noi, che noi possiamo essere potentemente fortificati, che Cristo abiti in noi e che la pienezza di Dio viva nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amém? Sono andata di là a chiedere, puoi lasciare spenta? A chiedere di pregare per i nostri bambini, perché io credo che Dio ha di più per questi bambini di quello che noi pensiamo oggi. Eu credo que nossos bambini possam essere battezzati com o Spirito Santo. Eu credo que nossos bambini possam profetizar. Eu credo que nossos bambini depois versare su di loro doni di guarigione, doni di miracolo. Que eu credo que se noi blocchiamo questo, i nostri bambini possano ricevere questo dello Spirito Santo. Eu volevo che la Lodi continuasse a cantare in questo momento. Noi pregheremo per questi bambini. Noi crederemo, Signore, un nuovo tempo per questi bambini, un nuovo inizio per questi bambini, una nuova storia per questi bambini. Bambini che saltano alla presenza del Signore. Io volevo dire a voi bambini, cominci a dire santo, 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 santo. Chiuda i tuoi occhi in questo momento. Chiuda i tuoi occhi. A Chiesa, chiuda i tuoi occhi, dica santo, 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 em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a vida de meu filho, Senhor, um novo tempo, Senhor. Eu declaro sobre a vida de minha filha, Senhor, uma nova história, Senhor. Eu declaro na vida do meu filho, Senhor, qualcosa de extraordinário che loro vivranno, Signore. Ti chiaro sulla vita di Davi, Signore. Quanti progetti che tu, Signore, hai per lui, Signore. Quante storie che il Signore ha per lui, Signore. Spirito Santo, Signore, fatti sentire da Lui, Signore, fatti conoscere da Lui, Signore. Riempi Lui con il tuo Spirito Santo. Riempi Lui, Signore, che Ele possa parlare nuove lingue, Signore. Signore, riempi, Signore, la Giulia del tuo Spirito Santo, Signore, fino a traboccare della tua presenza, Signore. In nome di Gesù, Signore, è una preghiera per un nuovo inizio, Signore. Vinícius, Pai. Spirito Santo, in nome di Gesù, sulla vita di Vinícius, Signore. Libera in questo momento, Signore, una porzione, Signore, ancora più potente del tuo Spirito Santo, Padre. In nome di Gesù, tutto aquilo che il nemico ha decretato sulla sua vita, Signore. In nome di Gesù, Padre. Parole dette, Signore, in nome di Gesù, Signore. Cada per terra nel nome di Gesù, Padre. Lui è scelto dal Signore. Lui è scelto per una promessa. Lui è scelto per qualcosa di straordinario, Padre. In nome di Gesù, Padre. In nome di Gesù, Signore. 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 La tua presenza,
la tua presenza. Ormai siamo alla fine del nostro culto. David, puoi tornare qua per piacere? Mi tengo già qua, David, perché dobbiamo festeggiare i compleanni della settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni oltre a David questa settimana? Solo David, va bene? Amen. Questa sera non ci sarà la cucina, ma ci sarà il worship pray alle 23, quindi tu che hai in cuore di rimanere qua ancora con noi ad adorare il Signore, a pregarlo, a vivere questo momento di intimità speciale con Dio, faccelo sapere, ci organizziamo, mangiamo qualcosa prima del worship e stiamo ancora qua alla presenza di Dio. Amen. Compleanni di questa settimana, missionaria Katia e missionario David. Possiamo alzare le mani per benedire la loro vita, il loro nuovo anno. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, mettiamo davanti a Te la vita di Katia e la vita di David, Signore, per questo nuovo anno, Signore, che gli hai concesso. Io ti chiedo che Tu, Signore, possa riempirlo della Tua gioia, Signore, del Tuo amore, della Tua pace, della potenza del Tuo Spirito, Signore, che ogni benedizione che hai preparato per loro possa venire a compiersi in questo nuovo anno della loro vita. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades
avete visto là dietro c'è quella bellissima bacheca della nostra conferenza forte con le foto delle coppie che hanno partecipato. Alla fine potete andare lì, prendere la vostra foto e portarvela a casa come ricordo di questa conferenza. Filippo, è stato un piacere averti qua tra noi questa sera, speriamo di rivederti presto, che Dio possa benedire il tuo soggiorno qua in Italia e che Dio possa benedire tutti quanti noi, che le benedizioni di Dio possano riempire le nostre case, le nostre famiglie, che il suo amore, la sua pace, la sua salute, la sua prosperità spirituale possa riempire le nostre famiglie, le nostre case e i nostri cuori. Noi chiediamo questo a Dio nel nome di Gesù. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di noi siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen.